Allora, innanzitutto grazie sincere di cuore a Gisella, a Roberto e a tutti quelli che hanno partecipato a organizzare questo evento, che fa sempre bene alla salute, ci fa incontrare persone, ci fa chiacchierare, ci fa incontrare, e di questo penso abbiamo tutti un grande bisogno vitale proprio. E grazie anche per avermi dato l'opportunità di dare il mio piccolo contributo a questo incontro. Prima di dire le cose che ho pensato di dire come mia soggettività, come mio lavoro attuale, voglio interagire un attimino anch'io con Alberto, dicendo che io, Alberto, ma tanti colleghi che hanno le certezze, io li invidio, dico la verità, io li invidio, perché io invece mi tormento sempre nel dubbio, e quindi avere persone che hanno certezze li invidio, perché sono sicuro che vivono meglio di come vivo io. Non è detto. Non lo so, però a volte sì, a volte mi viene questo dubbio, a volte mi viene questo dubbio. Ma sai, con i dubbi si cambiano molte cose, si fanno un sacco di esperienze. È vero, è vero, sicuramente. Allora, io pensavo questo. Attualmente il contributo che posso dare io è parlare di quello che faccio. Il mio impegno principale in questi ultimi 8 anni è quello di far funzionare nel migliore dei modi possibili o nel modo meno peggio possibile il centro di salute mentale che dirigo. Ho riletto in questi giorni la prefazione al libro Guarire si può di Roberto Mezzina, che finisce con una lettera che ha scritto un paziente intervistato nel libro, che dice: ma perché fate una psichiatria di morte e non di vita? Perché non mettete le persone in un dispositivo di vita? Questa frase per me è assolutamente la stella cometa, cioè i servizi di salute mentale che vogliono essere degni di questo nome, non ambulatori psichiatrici, questo devono fare. Ma sappiamo come generalmente nei servizi istituzionali vige la regola che si diceva prima di essere avvitati. Siamo tutti avvitati a regole assurde, a norme, e si vive male. Noi ci proponiamo di dare benessere, di produrre salute e di dare un lavoro. Non un lavoro qualsiasi che ci schiavizza e ci fa solo sopravvivere, ma un lavoro che ci gratifichi, un lavoro che ci faccia sentire componente attiva e apprezzata dalla comunità in cui siamo. E questo dovremmo farlo noi operatori che interagiamo con le persone che si rivolgono ai nostri servizi. Ma io mi chiedo, io sono gratificato del lavoro che faccio, le persone che lavorano con me sono gratificate del lavoro che fanno. E io credo che sia difficile oggi nel mondo sanitario, ma in tutte le altre attività lavorative, pensare che si possa essere soddisfatti. La maggior parte delle persone si lamenta e non è soddisfatta. Avvengono delle cose veramente kafkiane che farebbero perdere la pazienza a chiunque. Non le voglio elencare perché sono contro il muro del pianto, le lamentele eccetera, però che una ASL come quella di Cagliari, con il budget che ha, che da 1 anno e mezzo non riesce a darci dei classificatori, armadietti per le cartelle che abbiamo buttate per terra, questo dice tutto. Avevamo l'ascensore bloccato, le persone che non possono deambulare se ne devono tornare a casa o essere visitate giù non si sa come, 2 mesi per riparare un ascensore. Ecco, queste sono le piccole cose che poi ti tolgono entusiasmo, ti tolgono voglia di fare. Ti impegni e poi vedi che quando bisogna andare oltre i limiti istituzionali non si può. E questo vale anche per le rette. Noi sappiamo che con i 40.000 euro o 4.000 euro al mese per le persone che abbiamo nelle strutture, se li potessimo gestire noi, li faremmo fruttare in termini di salute. E invece ogni volta che si tenta di fare qualche cosa che non sia mettere le persone nelle strutture, ci sono tutti i problemi di questo mondo, tutti i rischi e tutti i problemi, e non si può fare. Io penso che non si voglia fare per quei motivi che stamattina si dicevano molto bene. Ma le persone, noi che lavoriamo nei servizi, quanto siamo disposti a rischiare noi personalmente per fare le cose in cui crediamo e che ci sembrano sensate?
Io penso che è sempre più difficile mantenersi vivi nel non soccombere rispetto alle regole assurde che siamo costretti a sopportare. Mi sento, e credo di non essere l'unico, sempre di più spinto a sentirmi controllato continuamente, sempre la paura di essere in fallo e di essere cazziato, e se poi mi succede questo, e se poi mi dicono l'altro, per timbrare e stimbrare che non si va a lavorare fuori bisogna, per rispettare le regole, fare delle cose veramente assurde con uno spreco enorme. Allora noi queste persone che le violentiamo tutti i giorni con questa burocrazia che uccide più della guerra, come dice qualcuno, come possiamo poi pensare che queste persone riescano, per gli altri che sono ancora più sfigati e stanno peggio, hanno meno potenzialità e risorse, di avviarli in un percorso di vita, di ripresa, di conversione totale, di rivoluzione totale, cioè l'imbuto che noi nelle istituzioni, e non solo la sanità, un po' tutte le istituzioni, è orientato per ridurre la nostra libertà, la nostra umanità, la nostra creatività, perché tutto ci opprime e ci restringe. Ecco, quello che si diceva stamattina, che condivido perfettamente, è che bisogna insieme, mai da soli, perché da soli non si va da nessuna parte, trovare il modo di girare l'imbuto e quindi creare relazioni sane, relazioni terapeutiche. Cosa sono le relazioni terapeutiche? Sono le relazioni in cui io riesco a mettermi in gioco con l'altra persona, perché se io so già tutto prima e sto protetto nel mio ruolo istituzionale, in quel contesto, nella mia stanza dove sono il medico ufficiale e devo fare una diagnosi, una terapia, non rischio assolutamente niente, a meno che non sia così poco accorto come è capitato in certi casi descritti nel libro di Giovanna, che è una persona che non si controlla e mi chiede una cosa, io ostinatamente gliela rifiuto e allora vabbè, rischio qualcosa, ma bisogna proprio portarci la persona tirandola per i capelli. Quindi se io resto dentro la gabbia del mio ruolo istituzionale, relazioni terapeutiche non ne posso avere, perché è già tutto codificato da prima, il paziente resta paziente e io resto il medico. E allora una relazione terapeutica è quella in cui io accetto il rischio di entrare in relazione come persona con l'altro e non so dove si va e devo rischiare di mettere anche in discussione la mia sicurezza, i miei privilegi, il fatto che si faccia delle cose che non sono considerate legali, ne devo rispondere. Henri De Luca ha detto, che è stato condannato, no? che ci troviamo in una situazione generale con una legalità criminale, e parla dell'Ilva di Taranto e di tante altre cose che sappiamo, ma anche la legalità criminale, per cui tutti i condoni, lo sfregio del territorio, eccetera eccetera eccetera, l'evasione fiscale, no? Sono tutti crimini illegali. E allora, di fronte a una situazione in cui io percepisco questi crimini legali sempre più forti che ci condizionano tutti, che fare? Ieri al centro abbiamo presentato con Piero Cipriano il suo libro La fabbrica della cura mentale e lui ha detto una cosa molto vera e condivisibile, cioè a questo punto uno si deve rifare alla sua coscienza, all'etica della sua coscienza, e accettare di correre i rischi che di volta in volta uno si sente di voler correre. Mi viene in mente Aldo Capitini e Domilani, che quando era illegale non andare sotto le armi facevano l'obiezione civile, ma fare obiezione civile, Danilo Dolci è stato nominato stamattina da qualcuno, fare obiezione civile significa rischiare botte, significa rischiare di perdere il lavoro, significa rischiare tante cose, e la nostra società oggi, che siamo abituati ad avere solo diritti, per cui ci devono questo, ci devono l'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Che capacità abbiamo di rischiare di qualcosa? Penso proprio pochissimo. Allora, nel mio centro, il mio impegno principale è creare, per quanto posso, in questo contesto qua, condizioni che siano le meno peggio possibili. Mettere le persone che lavorano con me nelle condizioni di sentirsi libere e di sviluppare una libertà responsabile.
Libertà responsabile significa che non come il Partito della Libertà, che ricordiamo bene, che sono libero di fare quello che voglio a danno di chiunque, ma libertà responsabile significa che devo sentirmi in grado di fare quello che sento giusto di fare senza danneggiare gli altri, anzi, possibilmente aiutando gli altri. È difficile, è molto difficile, perché l'organizzazione che abbiamo ereditato e che abbiamo e che è la maggioritaria è un'organizzazione istituzionale ambulatoriale, in cui siamo proprio la fabbrica della cura mentale o della follia, come si diceva una volta, in cui abbiamo come numeri, giusto per dire qualche cosa, abbiamo circa 800-900 contatti all'anno. Noi abbiamo 120.000 abitanti come popolazione di riferimento, quindi vengono 800-900 persone che in vario modo si pensano, o qualcun altro pensa per loro, che devono in modo appropriato avere le attenzioni del nostro centro di salute mentale. E di queste 800 neanche la metà, forse neanche un terzo, poi meritano un'attenzione magari anche molto provvisoria e per un breve tempo. Questo cosa ci dice? Ci dice che tutto il disagio sociale, esistenziale, oggi viene facilmente incanalato verso la sanità, perché il modello dominante è che dobbiamo essere non sempre ricchi, felici e contenti e mai soffrire. Se c'è qualche cosa, qualche disturbo, basta avere i soldi per trovare lo specialista bravo, la cura giusta e tutto si risolve. È un contesto dove la competizione prevale sulla collaborazione e quindi siamo in questa situazione. Io personalmente cerco di mantenermi vivo in due modi. Uno, cercando di fare quello che posso all'interno della psichiatria, ma contemporaneamente mi rendo conto che stando solo dentro psichiatria, solo psichiatria si produce e non si fa molto altro. E quindi cerco di essere un pochettino strabico, mantenendo un'attenzione, un impegno dentro l'istituzione e poi cercando di andare anche fuori. Non è facile, ogni giorno una scommessa. E concludo citando la fine del libro di Piero Cipriano, che è un ragazzo, forse viene a trovarci stasera, molto simpatico e bravo, e cita il libro di Albert Camus sul mito di Sisifo, che è bellissimo. Perché Sisifo dovrebbe essere il padre di Ulisse secondo la mitologia, no? Quindi una persona particolarmente furba che si era preso gioco di Zeus e anche di Ares, il dio della morte, e l'aveva fatta grossa, no? Per cui quando finalmente è morto di vecchiaia, tranquillo, è stato condannato a quella pena che sappiamo, quella di essere nell'inferno, condannato a portare su un macigno, che il quale una volta arrivato su ricade, lui deve scendere e risalire. Albert Camus ragiona molto su questo mito e dice una cosa che io condivido perfettamente. Noi esseri umani, tutti, siamo un po' nella situazione di Sisifo. Dobbiamo avere la pazienza, la forza, ma anche la gioia di riniziare sempre da capo. E questo è quello che cerco di fare. Grazie.